Terza corsa, premio Perfecta, è la Gentleman di oggi, riservata a cavalli di categoria F. Sono in 9 al via dopo il ritiro del numero 6. Lo schieramento: 1 Aramis OP Stefano Baldi, 2 Spirit Roby Roberto Giannoni, 3 Asio P Otello Zorzetto, 4 Regensburg Lucia Pasqualini, 5 Ultra Lady Grad Monica Gradi. Questa la prima fila. Seconda fila: 7 Scarlet Matto Jessica Rosaspina, 8 Ancora Tubigi Jessica Pompa, 9 Ushuaia B 1000 Zanichelli, 10 Valdes Patrick Romano. Tutta rete la prima fila. Veloce lungo la corda Aramis OP, si difende da Asio P, poi Regensburg, parte bene dalla seconda fila Ushuaia B. Alla fine passa Asio P davanti a Aramis OP. Due compagni di paddock con in terza posizione Spirit Roby, poi lungo la corda Scarlet Matto, mentre è rimasta di fuori l'allieva di 1000 Zanichelli Ushuaia B, la cui schiena viene presa da Ancora Tubigi. Poi vediamo quinta la corda Ultra Lady Grad, 32 i primi 400 metri da parte di Asio P Otello Zorzetto, che conducono davanti ad Aramis OP. Poi gradatamente Ushuaia B si avvicina alla battistrada, terza la corda si mantiene Spirit Roby, intanto 15,7 la curva, viene fuori 46 scarsi per i primi 600 metri. Vediamo al largo, prova l'avanzata anche Ancora Tubigi al pari di Valdest. Passaggio davanti alle tribune, Asio P salda battistrada davanti ad Aramis OP, poi Ushuaia B. Lungo la corda Spirit Roby davanti a Scarlet Matto, fanno fatica gli altri. Siamo sulla penultima curva con sempre in vantaggio la figlia di Ghiaccio del Nord, che arriva al chilometro in 1,15 appena abbondante. Ushuaia B ancora tonica all'esterno, lungo la corda sempre Aramis OP al pari di Spirit Roby, poi lungo la corda Scarlet Matto, di fuori ancora Tubigi. Siamo a 400 metri dalla conclusione, retta di là passata in 14,8. Asia P ancora in vantaggio su Aramis OP, poi Spirit Roby, questo è il treno interno, mentre al largo si industria sempre Ushuaia B fin dal via. Siamo a poco più di 200 metri dalla conclusione, l'ultima curva è passata in 15,5, retta d'arrivo, si presenta in vantaggio Asio P, attaccata di dentro da Aramis OP, al largo da Ushuaia B, poi ancora Tubigi, ultimi metri, alla fine Aramis OP che viene a vincere su Asio P, mentre lotta per il terzo con Scarlet Matto finito forte, ma la vittoria per Stefano Baldi. Aramis OP che ha lanciato di dentro il figlio di Exploit Caf ed è venuto a battere una comunque valida Asio P che ci ha provato il comando. Rivediamo la retta d'arrivo con Aramis OP che batte la compagna di allevamento, mentre per il terzo si difende ancora una veramente valida Ushuaia P, tutta la corsa aria in faccia. Comunque la vittoria non sfugge ad Aramis OP, Stefano Baldi alla guida, Edoardo al training per la scuderia Birkin.